10:30, secondo cronoprogramma, varata la giunta comunale guidata da Rodolfo Ziberna. Allora andiamo a capire esattamente i ruoli del sindaco e dei nuovi assessori. Rodolfo Ziberna, oltre ad essere il sindaco, avrà anche la programmazione economica con gestione e strumenti europei per lo sviluppo, dunque il GECT, il ZES e il ZESE. Coordinamento, patto per lo sviluppo, rapporti istituzionali, rapporti internazionali. Stefano Ceretta, vice sindaco, assessore anche alla sicurezza, polizia locale, mobilità urbana, tutela identità linguistiche e sport. Roberto Sartori, assessore a mercati e attività produttive, programmazione e fondi strumentali e individuazione nuovi canali europei di finanziamento, rapporti con il Consiglio Comunale. Silvana Romano, welfare, politiche sociali e della famiglia, politiche sanitarie, servizi sociali e assistenziali, servizi educativi, volontariato socio-sanitario, integrazione fra intervento sociale e sanitario, rapporti con l'azienda numero 2, Bassa Friulana e Isontina. Ariana Bellan, lavori pubblici e grandi eventi. Chiara Gatta, università, benessere animali, decentramento e tutela delle identità storico-territoriali, attuazione del programma. Guido Germano Pettarin, bilancio, finanze, tributi, giuridico, legale, partecipazioni societarie, urbanistica, espropri per pubblica utilità, politica abitativa. Ferdinando De Sarno, istruzione, servizi statistici e demografici, sviluppo sistema informatico, servizi cimiteriali. Francesco Del Sordi, igiene e tutela ambientale, verde pubblico, protezione civile, patrimonio, servizi, manutenzione edile, stradale e mezzi comunali, decoro urbano. Fabrizio Reti, cultura e sviluppo turistico. E infine Mirella Bernobic, personale, pari opportunità, politiche del lavoro, semplificazione amministrativa, politiche giovanili. E adesso andiamo a sentire le dichiarazioni rilasciate al termine della conferenza stampa da parte del primo cittadino di Gorizia, Rodolfo Ziberna. Nei prossimi giorni con i sindaci di Nova Gorizia e Sempretre Toiba per pianificare quello che per noi è strategico, il lavoro del GECT e del ZESE. È una grande opportunità per tutto il territorio capace di portare ricchezza e nuovi posti di lavoro. Passati da 8 assessori a 10 assessori contenendo i costi, perché questa giunta di 10 assessori costerà in realtà come una giunta di 7 assessori. Inoltre chiederò a ogni assessore una riduzione orientativamente del 5-10% delle loro indennità da destinare al welfare, cioè a tutti quei casi di persone che davvero si trovano in gravissime difficoltà finanziarie. La nostra scelta qual è stata? Squadra che vince non si cambia. Ciò nonostante noi abbiamo 4 assessori nuovi, perciò su 10 assessori 4 sono nuovi e soprattutto il sindaco è nuovo. Diciamo che perciò in larghissima parte questa giunta, che prevede ovviamente anche il sindaco, è stata modificata ma tenendo conto di buoni giocatori. Guai se un allenatore dovesse cambiare proprio quelli che sono capaci di stare in porta, di fare difesa o di segnare. Senta, i mal di pancia all'interno della maggioranza sono passati? I mal di pancia ci sono sempre stati, ma ci saranno sempre, ma sono anche legittimi perché tutti hanno delle aspettative, alcune aspettative vengono soddisfatte, altre aspettative non sono soddisfatte, perciò sono comprensibili, cercheremo naturalmente di parlare con questi amici e cercheremo perciò di trovare anche per loro una soluzione che possa essere di loro gradimento. Tanti argomenti, a cominciare dal tema del verde, dopo perciò quello che è accaduto a Gorizia domenica, il giorno del ballottaggio, abbiamo modificato le nostre priorità, perciò abbiamo individuato alcune aree per le quali dovremo operare interventi di potatura estremamente urgenti, alcuni tratti dove gli alberi verranno alberi pericolosi che perciò possono cadere, verranno sostituiti da nuovi alberi, ma abbiamo parlato anche di modifiche della struttura dell'amministrazione municipale, abbiamo parlato anche di posteggi, i posteggi saranno meglio segnalati quelli interni, abbiamo deciso di dimezzare il costo del posteggio della tariffa di Piazza Cesare Battisti, che è oggettivamente largamente vuota nell'arco della settimana, per consentire perciò di occuparla di più e per vuotare, offrire altre possibilità di posteggio ai cittadini in città. Ma abbiamo pensato anche di destinare nuovi posti, mi riferisco all'angolo tra via Oberdan e via Morelli che ospitava fino a poche settimane fa un obbrobrio, un rudere. Quel posto sarà destinato a posteggio per rafforzare quella zona che più di altre ha necessità di posteggiare, cioè la zona di piazza Vittoria. Tantissimi altri argomenti che verranno nuovamente riaffrontati giovedì prossimo, perché giovedì alle 10 si riunisce nuovamente la Giunta. Per quanto riguarda proprio le UTI, la sua posizione è chiara e trasparente, non è molto digeribile, però in questo momento bisogna andare avanti.
Ma la mia posizione sull'UTI è estremamente chiara, è stata una grandissima sciocchezza di questa giunta regionale, l'UTI, perciò io ero e rimango un sostenitore delle province che dovevano essere modificate naturalmente, con ruoli diversi e compiti diversi. Oggi abbiamo 17 nuove province, perciò io comunque sono presidente di un UTI, farò il presidente nel miglior dei modi possibili, facciamo in modo perciò, la mia scelta sarebbe stata quella di fare in modo che l'adesione fosse volontaria alle UTI e che non ci fossero invece dei ricatti o penalizzazioni per i comuni che non fanno parte delle UTI. Oggi ci troviamo in questa condizione, in attesa perciò che le UTI vengano cambiate nella prossima giunta regionale, che mi auguro sia di centrodestra. Naturalmente io cerco di fare in modo che i servizi, non tanto per il comune capoluogo che ha meno bisogno di altri, ma i servizi per i comuni più piccoli appartenenti alle UTI siano resi nel miglior modo possibile a beneficio dei cittadini, che questo è lo scopo poi dell'UTI. Questione Camera di Commercio? Noi siamo assolutamente contrari alla proposta della Serracchiani e Bolzonello, cioè di creare un unico ente camerale nel Friuli Venezia Giulia. Gorizia e Trieste ha fatto la scelta coraggiosa all'epoca, perché non obbligatoria, di fondersi in un unico ente camerale, e noi siamo certi, ahimè, perché la casistica e la storia ci insegna che qualunque garanzia fosse assicurata in questo momento, ahimè siamo certi che il fondo Gorizia sarebbe comunque attaccato nel caso in cui ci fosse un unico ente camerale per tutto Friuli Venezia Giulia, e intendiamo promuovere insieme al comune di Trieste, probabilmente anche al comune di Monfalcone e la Camera di Commercio Giuliana, un grande evento a Trieste. Stefano Ceretta dunque passa a un ruolo molto importante, quello di numero 2 del comune, vice sindaco, insomma un importante riconoscimento per un lavoro svolto in precedenza che ha funzionato. Ma sì, un lavoro lungo 10 anni, premiato con il vice sindaco, ma insomma credo che siano anche i fatti a parlare da soli, senza diciamo così, innalzare la persona. Credo appunto che sia stato fatto un percorso lungo 10 anni con i giovani, non solo con i giovani, anche con gli altri referati che ho avuto, e oggi in maniera molto soddisfatta insomma siamo qui, e adesso mi aspetta un'altra grande sfida, un'altra grande avventura. Si continua sulla strada tracciata? Ma questo senz'altro, ma chiaramente anche avendo un nuovo sindaco, avendo Rudy Ziberna come sindaco, come nuovo sindaco, sarà sicuramente anche un po' diverso. Certo, la traccia c'è tutto, però dobbiamo anche guardare avanti e guardare al futuro di questa città. Qualcuno punta il dito dicendo che questa giunta è troppo leghista, lei cosa risponde? Ma io dico che è leghista al punto giusto, e lo sarà anche per i prossimi 5 anni. Insomma, si continua senza chiacchiere. Ma sì, direi che le chiacchiere lasciamole pure agli altri e continuiamo invece a lavorare come abbiamo fatto così per 10 anni. Giunta Ziberna che presenta anche delle novità, no? Sì, io sono l'assessore alla gestione del personale, alle semplificazioni amministrative, alle politiche giovanili e alle pari opportunità. Che lavoro sarà il suo? Fondamentalmente gestire il personale, la formazione del personale, cioè tutto quello che poi concerne appunto il personale e le relazioni sindacali, le politiche giovanili, appunto tutto quello che concerne le politiche del lavoro. Ecco, già un'esperienza alle spalle a livello amministrativo, oppure per lei una novità, insomma una prima volta? Ho un'esperienza giuridica alle spalle, mi sto laureando in giurisprudenza per l'Università Studi di Udine. E allora bisogna combattere, andare avanti. Bisogna andare avanti. Sentiamo invece l'altra sua collega. Chiara Gatta, ho 28 anni, forse il mio nome è uno che ha suscitato più stupore, visto anche la mia giovane età, ho comunque 14 anni. No, onestamente no. E comunque è un'esperienza pregressa in 14 anni in politiche giovanili già con Azione Giovani. Sono assessore all'università, alla tutela degli animali e al decentramento, e sono comunque deleghe molto stimolanti su cui sicuramente posso dare anche il mio contributo, e sono qua anche per imparare. Senta, si dice che dietro un viso d'angelo ci sia invece un leone. Ma chissà, staremo a vedere insomma in questi anni sicuramente. Esatto. Bene, complimenti e auguri a tutte e due per un buon lavoro, no? Come si dice così. Grazie mille.